Euroregione News. Sportivamente 2015. La città di Codroipo premia gli atleti che maggiormente si sono distinti nelle diverse discipline sportive, portando in Medio Friuli coppe e medaglie a tutti i livelli. Questa volta è balzata alla ribalta una concittadina che si è data al rugby. Matilda Silvestri, in meno di 2 anni, grazie all'Overback Line Rugby, è diventata allenatrice federale e adesso gioca nella formazione Red Panthers Benetton Rugby Treviso in Serie A. Presente l'assessore provinciale allo sport Peppino Govetto e il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti. Il sindaco un attimo fa mi ha detto che a Codroipo lo sport non è un'opinione ma una bellissima realtà, e oggi ho potuto toccare con mano questa grande realtà, tante associazioni, tanto volontariato e tanti ragazzi che credono nello sport, sostenuti naturalmente dalle loro famiglie ma anche dall'amministrazione che crede in questa realtà. Ha avuto in una sola giornata 2 atleti medagliati mondiali, Alice Mizzao e Matteo Furlan, che sono figli di una lunga tradizione nel campo del nuoto, ma anche, dico io, una tradizione che noi vantiamo nell'avere degli impianti, consente agli atleti locali di crescere e di sviluppare le proprie potenzialità. Loro ne sono un esempio, come lo sono stati Barbara Scaini, che ricordiamo sempre con piacere, Andrea Pittisi nel più recente passato e ora questi 2 grandissimi campioni mondiali. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.